tecnologia, meeting, workshop, congressi, concerti o eventi sportivi, perché non esiste ancora una piattaforma digitale mobile che permetta di far interagire tutte le persone senza in un case study che abbiamo fatto con la Fiera di Parma, circa il 32% del pubblico è stato calcolato che viene alla fiera per lo scopo di interagire tra loro, quindi di fare networking, creare nuovi network, e sulla base di queste esigenze abbiamo creato questa applicazione che sostanzialmente permette di migliorare l'esperienza prima, durante e dopo l'evento. Il mercato è un mercato worldwide e noi abbiamo trovato come obiettivo 5.000 fiere circa 50.000 congressi di settore. Poi troviamo che una delle parti più interessanti sono le decine di migliaia di eventi al mese che vengono realizzati attraverso piattaforme come Meetup e Eventbrite. Il team è un team multidisciplinare, ognuno di noi ha avuto varie esperienze sul non c'è esperienza fatta. Questa è l'applicazione. Allora io scannerizzare il QR code che viene posizionato all'ingresso della conferenza e da lì parte un'applicazione compatibile con tutti i dispositivi mobile, al momento in fase di prototipo, che permetterà di utilizzare tutti i profili più affini e di scambiarsi i contatti in tempo reale durante il prototipo. L'applicazione è stata testata a TEDx Napoli il mese scorso e permetterà di visualizzare il programma e i singoli profili, realizzando una grafica interattiva con cui si potessero visualizzare i vari interessi per ogni tipo di tempo. Il login è automatico attraverso i social network. LinkedIn, Twitter, Facebook. Uno dei punti forze del programma vediamo che si ha l'estrema compatibilità con tutti i dispositivi smartphone. Infatti la piattaforma ha pure web che gli permette quindi di essere compatibile con tutti i dispositivi. Lo scenario competitivo è abbastanza complesso, però diciamo il nostro programma cerca di esplorare una nuova area nel settore in cui sostanzialmente ci troviamo un settore che chiama business social discovery. Quindi ci differenziamo da Island, dall'NC Foursquare da un punto di vista business, perché cerchiamo di vedere gli utenti non social network come YouTube e collegandoli a siti web come Eventbrite. La go-to-market strategy direttamente business to business e coinvolge tutti i mercati di organizzatori di eventi e partners che permetteranno di mettere in contatto con l'applicazione per promuovere i singoli eventi all'interno di un sistema pay to action. Le milestone che abbiamo individuato per il momento sono 3 e diciamo per un totale di costi di sviluppo per le 3